sarebbe cozze, ostriche, vongole, mitili. Arriva biciclando alla donzella. Oh, bene, dai. Allora, questa è la carta, vediamo il percorso. Ecco. Allora, beh, non sta a agitarti oggi, stai tranquillo perché facciamo un circuito tutto quanto in piano, però ricco di sorprese entusiasmanti, anche oggi. Allora, nello specifico, dov'è che andiamo oggi? Dove andiamo? Oggi siamo proprio sul delta del fiume Po e quindi andremo da Porto Tolle, Porto Tolle facciamo il circuito della donzella fino a Scardovari e ritorno. Insomma, possiamo dire che oggi sarà un giro entusiasmante e sarà un bel po' di ciclovia, eh? Un bel po' di percorso. Ma dai, corri, vai! Va! Pedala! Viene chiamato Anello della Donzella perché è un percorso che si chiude praticamente, uno parte e poi si ritorna al punto di partenza. E poi Donzella perché è l'isola della Donzella, l'isola su cui ci troviamo è chiamata appunto Isola della Donzella. L'ente parco regionale del Veneto è stato istituito nel 1997 dal Consiglio regionale della Regione del Veneto con apposita legge e quindi noi siamo un ente strumentale della regione. Il territorio è quello del delta del Po, che è l'unico delta in Italia, ed è formato dal territorio di 9 comuni, da Adria fino a Porto Tolle, da Taglio di Po, Corbole, Pappozze, Portoviro, Loreo e Rosolina. Quindi è un parco umido, diciamo, perché abbiamo i rami dei fiumi, dei canali, di lagune, le altre aree umide, compreso naturalmente la costa, quindi sul mare. Da Cattiepolo a Porto Tolle si lascia il braccio del Po di Venezia per pedalare lungo l'argine del Po di Tolle, che costeggia la sacca di Scardovari, passando per la spiaggia di Barricata, le Aosi di Camello e Val Bonello, per poi proseguire al Po di Donzella, oltrepassare il ponte di barche e concludere l'itinerario a Ca Vendramin, per ammirare l'idrovora, simbolo della bonifica. Via! Ecco là, ferma qua, fermati Un attimo! Oh! Eccoci qua. Bene. Ci fermiamo, facciamo una sosta qua a Scardovari perché ho una bellissima sorpresa per te. Te l'avevo promesso, è la sorpresa. Vediamo se indovini. Allora, posto Scardovari, mare, barche. Andiamo a pescare. A pescare. Andiamo a trovare i pescatori di Scardovari perché questo è un posto famoso per la produzione dei mirtilli. Ma che mirtilli? No, I mitili, mitili, le vongole, le cozze, le ostriche. Ostrica, infatti andiamo. talmente famosa che in questo posto hanno deciso di dedicare un monumento nella piazza del paese. Che monumento? Il monumento al mitile ignoto. Ma che mitile ignoto? Ma andiamo, ma che... No, mitile ignoto. I mitili. Le Le cozze, le vongole, le ostriche, il mitile ignoto. Pedala! Avanti! Scardovari, arriviamo! Vai! Si pescano le vongole! Le vongole voraci! Dai, presto! Avanti, Andiamo! Dateci le bici che andiamo
Attenzione con la bici! Avanti, multa, vai! Questa sì che si sente che lavora! Vai! Vai, venite a bordo, venite a bordo! Siamo nella Sacca degli Scardovari, è un piccolo mare, sono oltre 3.000 ettari di laguna, dalle caratteristiche eccellenti ed irripetibili. È molto importante questa laguna, al pari di altre, ma questa forse di più, per quanto attiene all'allevamento dei molluschi, in particolare le cozze, le vongole, le ostriche, che sono in una fase sperimentale ma che potrebbero dare molta soddisfazione ai nostri pescatori. Anche però le attività di pesca tradizionale, quindi i tressi, i cogolli, gli attrezzi da posta in generale, con tutte quelle catture dal cefalo, la passera, insomma i pesci piatti e non delle acque interne, qui ha un grandissimo rilievo di tradizione e storico. Per quanto riguarda le ostriche, si parte da due diversi tipi di seme. Ho un seme francese, che è questo, sempre sviluppato in zona, e un altro tipo di seme che proviene da banchi naturali vicino alla Sacca di Scardovari. La semina incomincia adesso, tra settembre e ottobre. Dopo due mesi si fa una cernita, si mette da una parte quelli un po' più grossi e dall'altra quelli più piccoli, si arriva verso aprile-maggio che sia un prodotto che si può cominciare a vendere come questo. Verso maggio-giugno arriviamo a un prodotto come questo. Le produzioni che si ottengono sono di eccezionale qualità, proprio perché avvengono in un ambiente sano, salubre e di prim'ordine in questo contesto. Le attività di pesca e di acquacoltura hanno una grandissima importanza, forse è la principale attività del Delta del Po. Sono circa 1500 addetti che operano proprio in questa zona qui, sia l'attività di allevamento sia quella di pesca. Il ciclo è completo perché si va dalla raccolta del prodotto al conferimento al consorzio, alla depurazione e questo arriva al dettaglio. Questa è una realtà, forse la prima in Italia, che è in attesa della DOP per quanto riguarda la cozza. Avverrà lo stesso procedimento amministrativo anche per riconoscere la DOP della vongola verace. Partiamo dalle nostre, chiamiamole baracche, e andiamo nei banchi naturali di queste vongole. Andiamo più verso a mare, andiamo con la barca e già peschiamo. Un quarto d'ora, 20 minuti e siamo sul posto di pesca. Sono una bassa mare. Il mio lavoro consiste di controllare la pesca delle vongole al mattino, che
praticamente ogni pescatore peschi la sua quota giornaliera, che possono essere 20, 15, 25 kg, e in un certo orario. Fuori da quell'orario la pesca è vietata e noi siamo qui a controllare. Momento, adesso siamo in guadagno, stiamo pescando. Stiamo pescando. Pescheremo per un po', poi andiamo a vedere se la zona è fruttuosa o meno. Ecco il momento che viene salpata la rasca, speriamo che ci sia qualcosa dentro, speriamo. Si salpa, viene messa direttamente dentro questa vasca dove poi viene vagliato il prodotto e passa nei selezionatori. Ecco qua con la telecamera, Ioris. Ecco Ioris, questo sarebbe il nostro prodotto. E il prodotto finito va nel sacco, dove adesso viene messo anche un biglietto che il numero corrisponde alla nostra imbarcazione, per andare a vedere che il prodotto sia a posto, selezionato bene e non ci siano prodotti di scarto all'interno. Quindi il cliente, quando andrà a comprarlo, saprà chi lo ha pescato e dove è stato pescato. Vongole, per un piatto di spaghetti alla polesana. Per iniziare mettiamo su un po' d'olio extravergine, un po' di cipolla e l'aglio intero. Facciamo soffriggere la cipolla con l'aglio. L'aglio, una volta rosolato, lo togliamo via, così non lascia il suo gusto forte. Le vongole sono buone da mangiare anche non solo con gli spaghetti, ma anche da sole. Si aggiunge, abbassiamo un po' il fuoco. Una volta che sono in padella, aggiustiamo un po' di sale e pepe e mettiamo un coperchio finché si aprono del tutto. Adesso scogliamo i nostri spaghetti. Li tiriamo via bene al dente, in modo che li lasciamo andare ancora qualche minuto con l'acqua delle vongole, così si amalgano bene e prendono proprio il gusto del mare. Serviamo il nostro piatto di spaghetti alle vongole.